Si è svolta ieri l'assemblea della Costituente Unione dei Comuni Area Urbana Funzionale di Agrigento. Tra i comuni di Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo, Giancazio, Raffadali, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Agrigento per l'attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 21-27, prevista l'elezione del Presidente, ma non si è arrivati a tale scopo in quanto durante la votazione avvenuta non c'è stata una maggioranza del voto, pertanto si è registrato un ex equo. Pari 13 voti sono andati ad Alessandro Pitruzzella, consigliere comunale di Favara, e 13 a Salvatore Parello, consigliere comunale di Aragona. Segno ovviamente di una spaccatura che ha visto i comuni più piccoli contro quelli più grandi come Favara e Agrigento. La prossima votazione sarà il giorno 12 ottobre alle ore 18 nella speranza che si possa arrivare a una collegialità del voto, anche perché i tempi stringono e bisogna avviare al più presto le strutture tecniche necessarie alla programmazione e alla progettazione dei cantieri, in quanto già è in ritardo con le tabelle di marcia. Oggi presente anche il sindaco di Favara a questo Consiglio dell'Unione dei Comuni dove si eleggerà la presidenza e la vicepresidenza. Ecco, che benefici può trarre l'amministrazione comunale di Favara e insieme agli altri comuni Agrigento, Comitini, Ioppolo e altri che fanno parte di questo Consiglio? Intanto questo è un atto fondamentale, è il primo passo per la costituzione ufficiale della FUA. Ricordiamo a tutti che l'Unione è l'organo che è stato deciso essere quello per guidare la FUA che in soldoni è la nuova programmazione europea 21-27. L'Unione Europea, lo Stato, la Regione hanno deciso che i nuovi finanziamenti arriveranno tramite un'unione di comuni, tramite un'unione che potrà valutare meglio quelle che sono le strategie. Non si presenteranno più singoli progetti che interesseranno i singoli comuni, ma dei progetti che sono delle strategie comuni che vanno dalla crescita culturale alla crescita economica, al turismo fino ad arrivare alle infrastrutture. Che dotazione economica c'è in atto? No, ci sono buoni finanziamenti, diciamo che è la prima fase, ma finché non si costituisce ufficialmente l'Unione dei Comuni e poi la convenzione con gli altri comuni e quindi ufficialmente la FUA, ancora non si ha la possibilità di aderire ai finanziamenti. Quali sono le competenze specifiche brevemente? Ma noi faremo tutta la fase di progettazione, di programmazione, e seguiremo tutto l'iter, intanto si decideranno quali progetti e poi tutto l'iter che porterà dalla creazione del progetto fino alla realizzazione. Non si rischia che la collegialità possa impantanare un po' la burocrazia e la fattibilità dei progetti? Dobbiamo essere bravi a scongiurare questo rischio, anche perché diciamo, è nell'interesse di tutti collaborare per ottenere il massimo risultato. Consigliere comunale Amato, ecco, oggi la costituzione degli organi presidenziali del FUA, come possono incidere anche nella vita del comune e anche insieme agli altri comuni? Sì, questa viene considerata veramente come una grossa opportunità dove diversi consiglieri di alcuni distretti comunali della provincia di Agrigento assieme discuteranno un po' dei finanziamenti e della distribuzione dei finanziamenti su determinate cose da fare e da realizzare nei vari comuni. Certo, questo è l'organo politico, poi ci sarà il collegio dei sindaci che sono quelli che decideranno meglio dal punto di vista della distribuzione dei finanziamenti. Il nostro è un ruolo politico propositivo e di controllo come caratteristico. Il ruolo del Consiglio Comunale in particolare qual è? Quale sarà? Il ruolo? Del Consiglio Comunale in questo caso quale sarà? Ma è diverso rispetto al Consiglio Comunale, questo è un altro organismo, resta sempre fondamentalmente un ruolo di controllo e di proposizione. Sindaco di Ioppolo, presente anche a questa costituzione di questo FUA, ecco, un piccolo comune come Ioppolo che benefici può trarne da questa iniziativa? Questo per noi rappresenterà sicuramente un momento di slancio per l'economia ioppolese dove per quanto riguarda il FUA ci sono oltre 100 milioni di euro e quindi il Comune di Ioppolo parteciperà attivamente alla strategia e ai vari eventuali finanziamenti che verranno da questa FUA.
Quali sono gli indirizzi in cui verranno destinati i fondi in particolare? Gli indirizzi principali sono sicuramente sul settore turistico, sull'economia, sull'agricoltura e in tanti altri settori.